Vi potete alzare e andiamo a leggere Esodo. Esodo, capitolo 26. Esodo, capitolo 26, dal versetto 31. Pronti? Farai un velo di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino intorno ai dei cherubini artificialmente lavorati. E lo sospenderai a 4 colonne d'acacia rivestiti d'oro, che avranno i chiodi d'oro e poseranno su basi d'argento. Metterai il velo sotto i fermagli e lì di là dal velo introdurrai l'arca della testimonianza. Quel velo sarà per voi la testimonianza del luogo santo del Santissimo. Metterai il propiziatorio dell'arca della testimonianza nel luogo santissimo. Metterai le tavole fuori dal velo e il candelabro di fronte alle tavole dal lato meridionale del tabernacolo. Metterai le tavole dal lato di settentrione. Farai pure per l'ingresso della tenda una porticella ricamata di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Farai 5 colonne d'acacia per sospendervi la portiera. Le rivestirai d'oro. Avranno i chiodi d'oro e fonderai per esse 5 basi di bronzo. Amen. Vi potete sedere. Questo probabilmente è uno dei passi più misteriosi della parola, perché a prima vista non ci dice niente. Però vogliamo un attimino fare un mezzo studio biblico, così, tanto per capire, per fare anche un insegnamento un po' più importante, anche se poi non ci fermeremo a questo brano. Noi da questo brano dovremmo andare a prendere una sola parolina e quella ci interessa. Per cui, studiando un pochino com'era il tabernacolo, stiamo parlando del tabernacolo, cioè della prima tenda che era dedicata a Dio. Quindi non stiamo parlando del Tempio di Salomone, ok? Amen? Stiamo parlando del tabernacolo, cioè era qualcosa che si smontava e si montava, che durante il deserto accompagnava il popolo di Israele e che per lunghissimo periodo è stata usata in Israele come luogo della presenza di Dio, finché Salomone non costruì il primo tempio. Il tempio somigliava moltissimo al tabernacolo. Il tabernacolo era molto simile al tempio nel suo complesso, nel senso nella sua forma. E noi in questo momento abbiamo letto la parte che riguarda il luogo santo e il luogo santissimo. Va bene? E tutto questo era un unico ambiente, ma questo ambiente era diviso da un telo di lino fino. Il lino era fino, ma il telo non era fino. Il telo era, spesso si dice, addirittura 10 centimetri. Era un telone, non li chiamassimo, no? Però il lino era un lino fino, un lino delicato. Per cui al di là del lino c'era l'arca dell'alleanza e il propiziatorio. Il propiziatorio era, diciamo così, una specie di coperchio che andava sull'arca dell'alleanza, dove c'erano i 2 cherubini con le ali aperte sopra l'arca. E questo era all'interno del Santo dei Santi, cioè era diviso da 4 colonne. Va bene, a queste 4 colonne era fissato questo telo di lino, ma era anche un lino fino, un velo di lino violaceo, porporino e scarlatto. Ora c'erano questi 3 colori, ve li dico perché ora vi spiego anche che cosa vuol dire questo. Per entrare nel luogo santissimo o nel Santo dei Santi, a seconda della traduzione, bisognava attraversare prima il luogo santo. Va bene, anche questo luogo santo, si aveva accesso a questo luogo entrando da un'altra porta tenda, diciamo, però non 4 colonne ma 5 colonne, e anche questo era fatto dello stesso materiale del telo che separava il luogo santo dal luogo santissimo. La differenza tra i 2 teli era che tra il luogo santo e il luogo santissimo questo telo in più aveva ricamato dei cherubini all'interno, come se questi cherubini adorassero Dio in continuazione. Va bene? Il luogo santissimo era al buio, non c'era luce,
mentre nel luogo santo c'era il candelabro d'oro dove veniva acceso i 7 lumini. Insomma, c'è poi tutta una storia dietro, non ci fermiamo troppo su questa cosa. Quindi la cosa importante di questo luogo è che è un'immagine perfetta di Cristo. In genere quando noi leggiamo tutte queste cose ci inizia a frullare il cervello: ma che cosa voleva dire il Signore? Ma che cosa voleva dire il Signore? È perché tutto questo è un'immagine di Cristo, è un Cristo, un tipo di Cristo che è fatto però in materia. Tende, colonne, legno d'acacia. Avete sentito che ho parlato del legno d'acacia? Perché il legno d'acacia ha un significato spirituale per noi, ma è un'immagine di Cristo. Cioè Cristo è il legno d'acacia. In che senso? Il legno d'acacia è un legno povero. In genere non veniva usato per niente, era qualcosa di, tra virgolette, inutile. Questo legno veniva rivestito d'oro e venivano fatte queste colonne. Quindi Cristo si è fatto inutile per noi. Va bene? Ma il fatto che era rivestito d'oro indicava che lui era il regale, veniva da qualche cosa di spiritualmente più alto e più elevato. Anche noi siamo diventati legno d'acacia, inutili tra virgolette, e Cristo ci ha rivestiti d'oro. Amen, gloria a Dio. È fantastico. Questo ci dà la possibilità di stare alla presenza di Dio. Il legno d'acacia non può stare alla presenza di Dio senza essere rivestito di oro. Amen. Dì alla persona accanto a te: sei rivestita di oro. Amen. Quindi andiamo a vedere molto velocemente che cosa sono i materiali, però descritti solo in questo brano, perché poi c'è tutto uno studio che è pazzesco. Il lino rappresenta la purezza di Cristo. Poi c'è l'oro, l'argento e il rame, e rappresentano la regalità, la preziosità. Qualcuno o qualcosa che è al di sopra di tutti, preziosissimo fino all'inverosimile. In genere però il rame non veniva usato proprio all'interno del luogo santo o del luogo santissimo, ma veniva usato fuori, perché c'era una specie di entrare nel luogo santo doveva essere sempre più prezioso. Quindi all'esterno c'era il rame, poi l'argento e poi l'oro. Il filo violaceo è la figura celeste di Dio. Il filo porporino invece è la sua regalità. Il filo scarlatto rappresenta il suo sacrificio. Il legno d'acacia, abbiamo detto, rappresenta l'umanità e la fragilità, mentre i tavoli dei pani che abbiamo poco fa detto sono l'umanità e la fragilità, sono l'intercessione di Cristo, rappresentano l'intercessione di Cristo nei nostri riguardi. Poi c'era il candelabro, che era la perfetta luce di Cristo all'interno del luogo santo. E c'è una cosa che lì non abbiamo, in questo brano non c'è scritto, ma c'era l'incensiere, o anche chiamato tavolo dei profumi, ed è l'immagine di Cristo che prega in continuazione alla presenza di Dio per noi. Ma siamo anche noi che dovremmo pregare sempre alla presenza di Dio. Amen. Poi c'era il velo. In alcuni casi, in alcune Bibbie viene chiamato tenda, e nel Nuovo Testamento viene chiamato cortina. Quindi già la cortina sapete che cos'è. Però il velo rappresenta la purezza e la santità, perché abbiamo detto che era di lino e c'erano questi colori particolari. Il velo rappresenta la purezza e la santità assoluta, rappresenta Cristo nella sua purezza e nella sua santità. Vuol dire che tra il luogo santo e il luogo santissimo, per arrivare al luogo santissimo, per arrivare alla presenza di Dio, noi dobbiamo per forza di cose andare e toccare Cristo prima di arrivare al Padre. Amen. Quindi spiritualmente vuol dire questo. Poi rappresenta anche il limite tra Dio e l'uomo, cioè rappresenta anche un ostacolo, anche se non è un ostacolo insormontabile. Non c'era un muro di pietra, c'era un muro che era fatto di lino, di stoffa, anche se era un stoffone largo così, però c'era questo limite. Quindi il fatto che ci sia la stoffa tra Dio, tra il luogo santo e il luogo santissimo, indica anche che la soluzione tra l'uomo e Dio è Cristo. La soluzione è sempre Cristo. Quindi è un'ultima cosa che qui è accennata, sono i chiodi. In alcune Bibbie, sempre in questo brano, noi leggiamo ganci, a seconda della traduzione, però sono anche quelle l'immagine della legge di Dio, la legge di Dio che fissa le cose sante, ed erano fatti di oro.
chiodi di oro. Amen. Oggi parleremo di chiodi. Guardate, ne ho uno anche qua, se non l'ho perso. Mi è caduto. Ho un chiodo, ora c'è la sorella che passa e vi dà un chiodo l'uno, perché questa sera faremo un'unzione particolare. Voi lo metterete così, io passo e ci do una martellata. Amen? Amen, convinti siete? Quindi prendete questo purtroppo ve lo volevo comprare d'oro, però sono usciti fuori produzione qualche millennio fa, non li fanno più d'oro, però abbonè, dai, si può fare. Amen. Quindi oggi parleremo di chiodi. Il martello l'ho preso solo perché mi piaceva questa idea di farvi questa unzione particolare questa sera e farvelo entrare in testa questo chiodo. Però vedrete che alla fine vi divertirete pure. Vabbè, vediamo, ora ci organizziamo. Io solo ci vuole troppo tempo. Ora vi procuro un altro martello. Forza sorella Nunzia. Il chiodo. Siccome abbiamo detto che il Tempio di Salomone era un'immagine anche, è stato costruito sull'immagine del tabernacolo di Mosè. Se voi andate a prendere 2 Cronache 3:1 o semplicemente ve lo segnate, Salomone iniziò quindi a costruire la casa dell'Eterno a Gerusalemme, sul monte Moria. Dov'è il monte Moria? Bravi. Dov'è il monte Moria? Convinti siete? Appunto, Salomone iniziò a costruire la casa dell'Eterno a Gerusalemme sul monte Moria. Amen. Dov'è il monte Moria? Amen. Versetto 9. Il peso dell'oro per i chiodi era di 50 sicli. Rivestì d'oro anche le camere superiori. Quindi Salomone aveva previsto per costruire questi chiodi 50 sicli d'oro, che era una bella quantità. Poi il chiodo è un'immagine importante perché non solo rappresenta ha un peso importante, ha un significato importante alla presenza di Dio, ma questo ci indica che qualsiasi cosa entri nella presenza di Dio deve essere obbligatoriamente d'oro. Amen? Cioè deve risplendere delle cose celesti. Quindi questo chiodo diciamo che è inutile perché è di ferro, credo quello mio è di ferro. Esatto, attenzione, appena arrivate a casa, mi raccomando, fatevi l'antitetanica. Per cui alla presenza di Dio non ci poteva essere niente di impuro, tutto deve essere puro e tutto deve essere di quel materiale. All'interno del luogo santissimo tutto era oro. Tutto era rivestito d'oro, persino l'arca dell'alleanza era rivestito d'oro, il propiziatore era rivestito d'oro, tutta la presenza di Dio doveva essere oro. E anche noi dobbiamo essere oro. Dì alla persona accanto a te, devi essere oro. Devi essere oro. Amen. Gloria a Dio. Quindi Salomone ha previsto anche questa tenda, era prevista anche nel Tempio di Salomone questa tenda che divideva il luogo santo dal luogo santissimo. Ecclesiaste 12, versetto 11: le parole dei saggi sono come pungoli e le raccolte dei dotti sono come chiodi ben piantati. Quindi confermiamo che la parola di Dio, o la saggezza, la sapienza che viene dalla parola di Dio, è un chiodo ben piantato. Quindi finché ce l'abbiamo in mano questo chiodo è inutile. Può essere fantastico questo chiodo, può essere la più bella parola di Dio di questo mondo, ma se non è piantato nel nostro cuore è inutile. Se non è piantato nella nostra mente è inutile. Quindi questa sera ve lo pianterò o nel cuore o nella mente. Scegliete voi. Amen. Quindi nella ricerca di questo benedetto chiodo nel Nuovo Testamento, voi lo sapete che nel Nuovo Testamento non c'è da nessuna parte il chiodo. Non è menzionato da nessuna parte, c'è in realtà solo uno che li menziona, ora lo andiamo a leggere, ma nei Vangeli
quando si parla della crocifissione non si dice mai che Gesù è stato inchiodato alla croce. Lo sapevate? E ve lo leggo, Matteo 27,35. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono le sue vesti, tirandole a sorte. Punto. Marco 15,24. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirandole a sorte per sapere quello che ciascuno doveva prendere. Luca 23,33. Quando furono giunti nel luogo detto del teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti tirandole a sorte. Giovanni 19,17. Presero dunque Gesù ed egli, portando la sua croce, giunse nel luogo detto del teschio, e in ebraico si chiamava Golgota, dove lo crocifissero assieme ad altri due, uno di qua e l'altro di là. E Gesù nel mezzo. Versetto 23. I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 4 parti, una per ciascun soldato. Presero anche la tunica, che era senza cuciture, tessute per intero dall'alto in basso. Dissero dunque tra di loro: non stracciamola, ma tiriamola a sorte a chi tocchi. A cui tocca. Quindi non si parla di chiodi, però sappiamo che Gesù è stato inchiodato. No, come ci stava già? È stato inchiodato, quindi hanno usato dei chiodi. Non hanno usato questo tipo di chiodi. Se mi procurate un altro chiodo, per favore, che quello mi è scappato. Grazie. Questo è più bello, la chiodaia. I chiodi che hanno usato per Gesù non erano di questo tipo, erano più lunghi, erano addirittura 15 centimetri di lunghezza, per cui più lunghi erano all'epoca, più larghi erano. Sicuramente saranno stati dolorosi, senza dubbio. Oggi esempi di questi chiodi esistono nei musei, in alcuni musei, in alcune chiese cattoliche ci sono degli esempi di come erano questi chiodi. Ma la cosa importante, come potete vedere, tutti e 4 i Vangeli dicono tutti e 4 la stessa cosa, cioè che Gesù fu crocifisso, punto. Ma tutti e 4 ci danno anche un'altra notizia, cioè che i soldati presero le sue vesti e le spartirono tra di loro. Giovanni ci dice qualcosina in più e ci dice così: dunque, i soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 4 parti, una parte per ciascun soldato. Quindi Giovanni ci dà un'informazione in più rispetto agli altri e ci dice che i soldati erano 4. Va bene? Hanno preso le vesti di Gesù e le hanno divise in 4. Io in questo ci ho visto le 4 colonne, però non in positivo, in negativo. Cioè il diavolo ha voluto togliere questa tenda, ha voluto spogliare Cristo, ma ha voluto togliere, diciamo così, questo velo che Cristo aveva tra il mondo e noi, ma non per il nostro bene, ma per svergognare Dio. Ok? È come se fosse andato nel luogo santo e nel luogo santissimo il diavolo e avesse tirato giù quel telo, quella cortina l'avesse tirato giù per disubbidire a Dio, per creare un precedente diabolico alla presenza di Dio. E il diavolo ha voluto fare questo. Dice: tu hai fatto 4 colonne e su queste 4 colonne hai messo questo telo che separano il luogo santo dal luogo santissimo. Perfetto, io tiro giù questa colonna e svergogno Cristo davanti a tutti. Il diavolo ha voluto fare qualche cosa che non era a nostro favore sicuramente, e che soprattutto voleva svergognare Dio, che voleva svergognare Cristo che era sulla croce. Amen. Ci siete? Quindi vedete quanto è subdolo il diavolo, come ce la mette tutta per creare una creazione contraria all'ordine di Dio. Lui prende tutto quello che Dio ha creato nell'ordine e lo vuole fare diventare disordine. Lui prende tutto quello che è perfezione alla presenza di Dio e lo vuole fare diventare imperfezione, e vuol far sì che l'argento, che è meno prezioso dell'oro, che era nel luogo santo, si mescolasse all'oro che era invece nel luogo santissimo. Togliendo quel velo avrebbe distrutto la presenza di Dio nel luogo santo, nel luogo santissimo, nel tabernacolo. Cristo è il tabernacolo perfetto e il diavolo ha desiderato fare questo in quel momento. Il diavolo ha voluto tirare giù quella tenda e svergognare Cristo, ma non ci è riuscito. Gloria a Dio. Amen. Quindi i 4 Vangeli
Come vi ho detto poco fa, il chiodo rappresenta la parola di Dio ed è anche un'immagine della legge di Dio. Perché Gesù si è fatto inchiodare? Guardate che Gesù, parlando sempre in Giovanni con Ponzio Pilato, ci disse: tu non hai potere di niente, quello che sta succedendo è già qualcosa che va al di là del tuo modo di pensare, di vedere, quindi è qualcosa che Dio ha deciso o ha scelto di fare. Quindi anche i chiodi sono stati una sua scelta. Perché? Perché Gesù ha portato a compimento la parola di Dio, ha fisicamente preso la legge di Dio nella sua carne, per compierla nella sua carne. Fisicamente i chiodi, che rappresentano la legge di Dio, che rappresentano le cose fissate nei cieli, lui li ha presi su di sé perché era necessario, perché la legge su di noi avrebbe avuto lo stesso effetto che avrebbe avuto sulla croce per Gesù, cioè ci avrebbe procurato dolore. La legge ci procura dolore. Ok, se io prendo questi chiodi oggi e ve ne pianto uno in testa, non salterete di gioia, giusto? Salterete di gioia? No. Voglio vedere, casomai salterete per terra, sdraiati a 180 gradi, ma non vi procura una gioia. La legge di Dio non ci procura gioia, non illudiamoci, purtroppo non ci procura gioia, perché la legge di Dio è pesante, non è qualcosa che è per l'uomo, e Gesù l'ha visto che non era qualcosa per noi, quindi ha deciso di prendere quella legge che ci condannava a morte, ha deciso di prenderla su di sé. Il chiodo rappresenta la legge che trafigge Cristo, e Cristo prende quella legge su di sé, cioè compie su di sé quella legge. È vero, poi possiamo dire anche che su quella croce sono stati piantati tutti i nostri peccati, amen, gloria a Dio, ma questa è una teologia che già sappiamo, macinata e rimacinata. Il chiodo mette che non è il chiodo, è Cristo che prende su di sé i suoi peccati, quindi viene fissato sulla croce tutti i nostri peccati, amen, gloria a Dio, è vero. Ma qua noi stiamo guardando qualcosa di diverso, e ora ci arriveremo. Ora parleremo del chiodo e vi spiego anche che cosa vuol dire oggi per noi questo chiodo, va bene? Ma per Cristo vuol dire quello, cioè che Cristo ha preso su di sé la conseguenza della legge. Cristo ha preso sulle sue mani la conseguenza della legge, Cristo ha preso sui suoi piedi la conseguenza della legge, nel senso che lui ha camminato per la legge, ha preso sui suoi piedi la conseguenza della legge. Lui stendeva le mani per guarire i malati, perfetto, ha preso sulle sue mani la conseguenza della legge, che era quella del sangue. Quei chiodi sono stati macchiati di sangue, hanno toccato la carne di Cristo, sono arrivati fino al legno, e probabilmente poi dietro li hanno piegati pure questi chiodi per far sì che non scappasse il chiodo, e quindi Gesù non cadesse in avanti. Quindi guardate quale atrocità la legge di Dio poteva procurare nella nostra vita. Ma la legge di Dio è sbagliata? No, la legge di Dio è giusta, assolutamente. Ecclesiaste ci dice che noi dobbiamo fissare la parola di Dio nel nostro cuore come un chiodo. Non ci dice però di prendere un chiodo e fissarcelo nel cuore, attenzione, non prendiamo lucciole per lanterne. Però ci dice che la parola di Dio deve essere piantata dentro di noi col nostro cuore, cosa che è impossibile, non si può, purtroppo non lo possiamo fare. Perché? Perché grazie a Cristo, e meno male, Cristo ha scritto direttamente sul nostro cuore la sua legge, perché era impossibile prendere un chiodo e metterlo dentro il nostro cuore con la legge di Dio, perché quella legge nel nostro cuore ci avrebbe procurato la morte come l'ha procurata Cristo. Amen. Vedete quale grande miracolo il Signore ha fatto con 3 chiodi, 4 chiodi, non lo so, quelli che erano. Va bene, io immagino 3 chiodi, qualche commentario dice che erano 3 chiodi. Quindi i chiodi fissano il velo di separazione, Gesù Cristo. I chiodi fissano anche il velo di separazione. Cristo in quel momento sulla croce non era solo Cristo, era il velo di separazione. Da cosa? Da cosa era il velo di separazione? Da Dio. In quel momento Cristo, mentre era inchiodato là, rappresentava questo velo di separazione tra noi uomini, tra la terra, e il cielo, Dio.
Dì alla persona accanto a te: Cristo era il velo di separazione. Quindi, ma anche questa tenda era destinata a scomparire. Quando Gesù morì avvenne un miracolo, e ce lo raccontano Matteo, Marco e Luca. Matteo nel capitolo 27 versetto 51: ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due. Marco ci dice la stessa cosa, 15:38, e la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Luca 23:45, la cortina del tempio si squarciò nel mezzo. Quando Gesù morì, la cortina del tempio, che era quel velo che era anche nel tabernacolo di Mosè, si è strappata a metà. Perché quando Gesù morì? Perché anche Gesù in quel momento è stato strappato. Anche Gesù in quel momento è morto. E che è successo in quel momento? Che nel Tempio la presenza di Dio aveva abbandonato la presenza di Dio. Nel Tempio non c'era più la presenza di Dio, perché si era liberata per il mondo. In quel momento noi potevamo entrare alla presenza di Dio e Dio poteva uscire verso di noi. Diciamo così che Dio non era più esclusività degli ebrei. Amen. Però quella è un'immagine, perché in realtà Dio non c'era più là, anche se gli ebrei tutt'oggi credono che la Shekinah, cioè la presenza di Dio, sia ancora lì. Non c'è più il Tempio, però loro pensano che la presenza di Dio sia ancora là. In realtà non c'era prima, non c'è ora e non ci sarà per il prossimo futuro, più in là, quando scenderà poi la Gerusalemme celeste, sì. Che succede? Che quella è un'immagine di quello che stava accadendo in quel momento. Gesù, il velo squarciato, la cortina strappata a metà, la cortina del Tempio squarciata a metà, ma quello era qualcosa di visibile per il mondo, qualcosa di visibile per il mondo che stava però succedendo nei cieli. Era qualcosa di invisibile che si stava manifestando sulla terra. Cristo che si è squarciato spiritualmente, Cristo è morto, quel telo si è strappato. E che è successo? Che nello spirito è successo quello, ed è successo questo anche nel Tempio. Cristo, che era la separazione in quel momento era il velo che separava l'uomo da Dio, si era strappato a metà. Che è successo? Che i cieli si sono aperti per noi. Amen. Grazie a Cristo noi possiamo arrivare alla presenza di Dio e Dio può arrivare alla nostra presenza. Prima non era così. Prima l'unico luogo dove poteva entrare una sola persona una volta all'anno era il sommo sacerdote nel Tempio, e non era neanche sicuro che c'era veramente la presenza di Dio. Amen. Nello spirituale è successo qualche cosa che si è manifestato anche nell'umano, nel terreno. Nel terreno si è squarciato il velo del Tempio, la cortina si è strappata a metà, Cristo si è strappato a metà, ma in quel momento i cieli si sono aperti per noi. Amen. Il cielo si è aperto per te. Dì alla persona accanto a te: il cielo si è aperto per te. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Quel velo si è strappato per noi. Gesù si è strappato, si è squarciato, e oggi ci faremo la Santa Cena, si è spezzato per noi. Magnifico, gloria a Dio, wow, direbbe qualcun altro. E i chiodi? Che fine ha fatto il chiodo? Allora, andiamo a leggere Giovanni, dal capitolo 20, versetto 24. Questo è l'unico brano dove si parla di questi benedetti chiodi, e vediamo che cosa ci dobbiamo fare stasera con questi chiodi. Amen. Or Tommaso, detto Didimo, uno dei 12, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei e se non metto il mio dito nel segno e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte serrate, si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il dito e guarda le mie mani, stendi anche la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo ma credente. Dì alla persona accanto a te: non essere incredulo ma credente. Allora Tommaso rispose e gli disse: Signore mio e Dio mio. Allora Tommaso rispose e gli disse: Signore mio e Dio mio. Gesù gli disse: perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e non hanno creduto.
come già vi avevo detto prima, il chiodo. E hanno creduto. Non hanno desse, perdonatemi. E hanno creduto. Gesù gli disse: perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. E hanno creduto. Pardon, lapsus freudiano. Dice, boh, ecco, ora mi mette il chiodo alla lingua e sistemo tutto. Vabbè, che c'entra, però. Allora, abbiamo detto che il chiodo rappresenta la parola di Dio. Dì la persona accanto a te: il chiodo rappresenta la parola di Dio. Il chiodo rappresenta la parola di Dio nel naturale. Va bene? Quindi quando arrivate a casa questo chiodo, piantatevelo, non lo so, in un muro, in un soprammobile, in un mobile, ovunque, in modo tale che la potete vedere. Va bene? Perché questo vi deve ricordare qualcosa. Vi deve ricordare la parola di Dio. Anche se abbiamo detto che il chiodo di per sé non serve a niente, è inutile se non viene usato. Amen? Quindi, in questo brano i chiodi vengono solo ricordati. Ci vuole dire che questo chiodo ha cambiato la sua forma. Va bene? Le conseguenze del chiodo sono rimaste nelle mani e nei piedi di Gesù. Non ci sono più però i chiodi. Perché? Perché, come vi ho detto poco fa, Cristo è diventata la parola di Dio dentro di noi. Amen. La legge per noi non ha più il valore che aveva prima di Cristo, ha un nuovo valore che è in Cristo, è diverso. Va bene, quel chiodo ha cambiato forma, non c'è più il velo di separazione, quindi non c'è più bisogno né del chiodo né delle colonne, noi neanche, diciamo così, del loro terreno. Noi diventiamo preziosi alla presenza di Dio in Cristo Gesù. Quindi noi dobbiamo far sì che il chiodo della parola di Dio venga in noi, ma non in maniera naturale. Ora perché? Ora ve lo spiego meglio, perché sfugge anche a me questo concetto, però ve lo voglio spiegare cercando di renderlo semplice anche per me stesso. Come si chiama? Tommaso ha voluto vedere qualcosa che nello spirituale ancora non ha visto. Tommaso aveva voglia di vedere le cose che si toccano. Spesse volte noi abbiamo questo atteggiamento nei confronti di Dio. La parola di Dio nella nostra vita è un chiodo, amen, gloria a Dio, però quel chiodo noi lo vogliamo toccare, cioè quando noi chiediamo al Signore una cosa, tipo che noi la ad avere subito. Tommaso era quello, ma abbiamo visto Gesù risorto, non ci credo solo veo. No, e noi abbiamo questo atteggiamento, noi crediamo nella parola di Dio, crediamo che questa parola di Dio deve entrare nel nostro cuore, deve avere un effetto nella nostra vita, ma poi ce lo mettiamo nelle mani, diventa qualcosa di visibile ai nostri occhi, e se non c'è, dico, ma dov'è il chiodo? Dov'è questa realizzazione della parola di Dio nella mia vita? Perché ancora non si realizza nella mia vita? Però non lo sappiamo noi che se quel chiodo fosse fisico nella nostra vita sarebbe un dolore. Perché la legge, la parola di Dio prescrive una legge pesante che noi non possiamo portare, non ci riescono tutt'oggi gli ebrei a sopportare quella legge. Figuriamoci noi che non siamo ebrei. Capite? Quindi questo chiodo fisico per noi fa male, non è buono, non va bene. Se no, se era sufficiente questo chiodo, Gesù non avrebbe avuto senso la morte di Gesù. Non era necessario che Gesù morisse. Ha preso lui questi chiodi fisici nella sua vita. Quindi Tommaso non guarda con gli occhi spirituali. Tommaso guarda con gli occhi carnali. Vuole vedere i chiodi, vuole vedere il segno dei chiodi, vuole vedere qual era l'effetto vuole vedere le cose subito, immediatamente. Non ha spiritualità in sé. Eppure ha conosciuto Gesù. Ha visto i miracoli. Ha conosciuto la parola vivente, camminare sulla terra, no? Cioè io forse mi tagliasse la mano per vedere Gesù camminare in mezzo a noi fisico, come l'ha visto lui. Però questo atteggiamento non è spirituale, è carnale. Infatti che cosa dice Gesù a Tommaso? No, ci dice che non crede. Sei uno che non crede. Ma come? Ha visto Gesù, ha visto i miracoli e questo non crede, perché non è che me lo sto inventando, così mi pare che c'è scritto.
Allora, Tommaso, ecco qua. Allora, aspettate. Poi Tommaso metti qui la mano, non essere incredulo. Versetto 27, la fine del versetto 27. Non essere incredulo. Oggi si chiamerebbero, aspetta, i musulmani chiamano gli increduli infedeli. Fedeli, infedeli. Gesù stava dicendo a Tommaso che era un infedele. Mamma mia, secondo me in un momento Tommaso avrebbe desiderato quel chiodo veramente nella sua testa, dico, perché la parola di Gesù è stata terribile. Secondo io avesse spunnato su terra, non lo so. Gesù che mi dice incredulo, infedele. Perché? Perché ci basiamo sulle cose fisiche, su quello che accade in questo mondo, e non guardiamo invece alle cose celestiali che sono pronte per noi. Gesù ci invita ad essere credenti, fedeli. Gesù ci invita a non guardare ai pezzi di ferri, no, che possiamo sentire, possiamo vedere, ce lo possiamo mettere in bocca come stuzzicadenti, no, lo possiamo tenere in mano, quindi tutti i nostri sensi sono attivati. Io sento pure la puzza del ferro, no? Tutti i nostri sensi si attivano con la parola di Dio. Meno male, va bene, ci sta, ma non si deve fermare là la parola di Dio nella nostra vita. Non è qualcosa di carnale, non è qualcosa di umano, non è qualcosa che riguarda questa terra, è qualcosa che riguarda i cieli. Amen. Dopodiché Tommaso disse: mio Dio e mio Signore. Praticamente è stato il primo che dopo la risurrezione ha detto che Gesù era Dio. Abbiamo detto che questo è uno dei pochi versetti che parlano e proclamano della divinità di Gesù. Alleluia, gloria a Dio. Magnifico. Se non riusciamo a cogliere questo, ecco perché non ci sono più i chiodi nelle mani di Gesù. Sono rimasti appesi nella croce, probabilmente li avranno buttati chissà dove. Sono diventati inutili quei chiodi nella nostra vita. Noi abbiamo una legge che è superiore, la legge dello Spirito. Ora non è che dobbiamo andare contro la parola di Dio perché abbiamo una legge, no, la legge dello Spirito conferma quello che è la parola di Dio sempre, solo che quella parola di Dio che è solo da seguire con la mente è inutile nella nostra vita, ma se noi la seguiamo nel cuore perché è nel nostro cuore, quella diventa vita nella nostra vita. Amen. La parola di Dio in questo senso ci riveste di oro, fa sì che la divinità di Dio scenda su di noi. E oggi ho letto un versetto, ora vi sconvolgo la vita, tanto per dire, in un salmo dove dice: io vi ho chiamati dei. Parla di noi e ci dice: io vi ho chiamati dei. Ora siamo diventati tutti dei? No, meno male. Ma nei cieli somiglieremo molto a Dio. Avremo molto della sua divinità, non perché viene da noi, ma perché Dio sarà presente in noi. Gloria a Dio. Cioè è un qualcosa che nella nostra vita diventerà spettacolare, bellissimo. Dio sarà in noi in maniera perfetta, però questa perfezione noi già la vogliamo ricevere in questo mondo, iniziando ad attivare i sensi spirituali in noi, cioè vedere le cose come le vede Dio, non come le vediamo noi. No? Sentire il profumo della parola di Dio non come lo sentiamo noi, che fa puzza di ferro o di ruggine. C'è qualcosa di più che non si ferma solo a quel chiodo, va al di là del chiodo. Amen. Quindi vogliamo prendere questo chiodo che io ho buttato chissà dove, no, tranquillo, e vogliamo proclamare che questo chiodo nella nostra vita sia qualcosa di spirituale. Amen. Perché i chiodi già li ha presi Gesù nella sua vita, punto. La pesantezza e il carico della legge sono stati su Cristo, oltre ai nostri peccati, oltre alle nostre malattie, a tutte le nostre follie, a tutti gli sciarri che facciamo, alle follie della moglie, alle follie del marito, alle follie delle figlie, alle follie del datore di lavoro, alle follie della moglie. L'ho detto 2 volte moglie, scusate. È giusto, qualcuno dice che è giusto. Va bene, tutte queste cose. Tutte queste cose sono sulla croce di Cristo e quella croce l'hanno sostenuta, Gesù è stato sostenuto da questi chiodi che erano la legge che si è realizzata in Cristo. Amen.
Noi siamo liberi da quella croce, liberi da quei chiodi. Spiritualmente noi dobbiamo morire a noi stessi, spiritualmente noi dobbiamo prendere quei chiodi nella nostra vita, ma è qualcosa di spirituale. C'è una legge che è diventata in noi spirito e vita, non morte. Amen. Noi moriamo nello spirito, cioè nell'uomo vecchio, ma risorgiamo nell'uomo nuovo. Amen. Anche spiritualmente nelle nostre mani c'è un buco. È un buco spirituale. Perché noi dobbiamo somigliare a Cristo in tutto, anche in quello. Amen? Gloria a Dio. Spiritualmente noi abbiamo la legge di Dio nel nostro cuore. Dobbiamo vedere le cose di Dio con gli occhi del cielo. Amen? Ci alziamo allora? Signore, noi ti ringraziamo e ti lodiamo. Noi vogliamo venire alla tua presenza. Perché tu sei la parola rivelata, Signore. Tu sei la parola santa. Vieni, Signore, Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo, fissa veramente la tua parola dentro di noi. Con chiodi spirituali, Signore, con la tua legge spirituale in noi, Signore, con quella legge, Signore, che viene dal cielo. Intanto, Signore, noi ti vogliamo ringraziare perché hai strappato il velo che separava questo mondo dai luoghi celesti del Padre. Ti ringraziamo, Signore, perché tu hai creato un ponte tra noi e Dio. Ti ringraziamo, Gesù, perché quei chiodi erano per noi e tu li hai evitati alla nostra vita e li hai presi su di te. Quella legge pesante, le conseguenze di quella legge pesante, Signore, che dovevano ricadere su di noi, sono ricaduti su di te. La tua legge, Signore, la tua parola è stata lavata col tuo sangue e l'hai lavata per noi, Signore, affinché diventasse qualcosa di spirituale. Ti ringraziamo, Signore, per la tua bontà, per il tuo amore, Signore. Noi ancora certe volte non afferriamo, Signore, quella gloriosa libertà che ci hai dato in quel giorno su quella croce. Vogliamo, Signore, vedere le cose non più con gli occhi naturali. Non vogliamo più sentire, Signore, le cose naturali come qualcosa di vero, ma vogliamo vedere le cose celestiali come le cose vere, Signore. Vogliamo, Signore, che in questo giorno, per quanti ancora non l'hanno fatto, Signore, vogliamo che tu strappi, Signore, il velo che è nel nostro cuore, che ci separa ancora da te. Signore, in questo giorno, tutti i peccati che sono nella nostra vita, che noi sappiamo, Signore, che ci sono, vogliamo, Signore, che si strappino e diventino qualcosa di inutile alla tua presenza. Vogliamo, Signore, che il peccato non divenga per noi motivo di separazione da te. Non vogliamo, Signore, che le nostre follie divengano motivo di separazione per te. Signore, noi vogliamo essere liberi da ogni follia umana, liberi, Signore. Liberi, Signore, da tutto quello che ci impedisce di venire alla tua presenza. Vogliamo trovare un'intimità particolare, Signore, con te. Vogliamo trovare un'intimità unica, Signore. Vogliamo attraversare quel velo, Signore, che tu hai squarciato per noi. Nel nome di Gesù vogliamo, Signore, entrare alla tua presenza, rivestendoci di oro, dell'oro che viene dal nome di Gesù Cristo. Vogliamo rivestirci, Signore, della tua regalità per arrivare alla presenza del Dio Santo, del Dio potente, del Dio glorioso. In questo giorno, Signore, vieni, Signore, stendi la tua mano potente. Questi chiodi, Signore, che noi teniamo in mano, Signore, trasformali in qualcosa di spirituale. Noi non vogliamo vivere, Signore, della tua parola come una legge pesante, come qualcosa, Signore, che ci opprime. Non vogliamo vivere l'esperienza con te come qualcosa di fastidioso nella nostra vita, come un impegno da portare avanti nelle generazioni, Signore, così, perché si deve fare, lo dobbiamo fare. Vogliamo che questo chiodo diventi dentro di noi, Signore, spirituale. Noi, Signore, vogliamo fare le tue cose perché lo desideriamo. Vogliamo, Signore, stare alla tua presenza perché lo desideriamo. Vogliamo, Signore, stare nel luogo santissimo perché lo desideriamo. Non perché qualcuno ce lo imponga, ma perché, Signore, esce dal nostro cuore. Perché il nostro cuore lo desidera, Signore. Alleluia. Grazie, Gesù.
Metti questo, Signore, nel nostro cuore. Come hai trasformato il cuore di Tommaso in quel giorno, Padre, nel nome di Gesù Cristo, trasforma il nostro cuore. Cancella, Signore, il vecchio Tommaso nella nostra vita e metti quel nuovo Tommaso. Signore, vogliamo essere chiamati beati perché abbiamo creduto. Vogliamo essere chiamati beati perché siamo stati trovati fedeli alla tua presenza. Signore, nel nome di Gesù. Vogliamo essere chiamati beati, Signore, perché ti abbiamo chiamato mio Dio e mio Signore. Perché tu sei il mio Dio e il mio Signore. Tu sei il nostro Dio e il nostro Signore. Questo vogliamo proclamare, Signore. Lo vogliamo proclamare con convinzione, Signore. Il mondo si ammazza per proclamare sciocchezze e non si vergogna neanche delle cose che sono sbagliate. E noi, Signore, certe volte ci vergogniamo di quello che siamo diventati in te. Signore, noi ci vergogniamo ancora del legno d'acacia che è dentro di noi e non diamo gloria e onore a loro, Signore, che ci riveste, alla maestà che scende da te e ci ha rivestito. Non vogliamo permettere più al diavolo, Signore, di separarci da te. Non gli vogliamo permettere più, Signore, di svergognare la nostra fede alla tua presenza o alla presenza del mondo. Signore, noi vogliamo stare alla tua presenza, santi, Signore, di una santità che viene dal cielo, non dalle nostre opere, di una santità che viene dalla croce, dal sangue di Gesù. Vieni, Signore, convinci i nostri cuori e convinci le nostre menti, Signore. Quel chiodo spirituale piantalo nel nostro cuore, Signore, fissalo dentro di noi come una promessa d'amore, Signore, non come una legge pesante. La tua parola, Signore, è guarigione, è liberazione. Alleluia, grazie Gesù. La tua parola è santità, Gesù. la tua parola è gloria, Signore. Fai scendere ancora la tua parola, Signore, su di noi. Fissala, Signore, nella nostra mente. Fissalo nel nostro cuore, Signore. Sapete, oggi gli ebrei, per fissare la parola di Dio nella mente, si mettono un cubo con dentro alcune frasi del Vecchio Testamento e le legano con lacci di cuoio e poi girano anche qualcosa attorno alla mano, sempre con la parola di Dio. Noi abbiamo un vantaggio rispetto a questa tradizione. La legge di Dio è scritta dentro di noi con un inchiostro indelebile che è il sangue di Gesù. È scritta nella nostra vita. E il sangue di Gesù nella nostra vita fa qualcosa di miracoloso. Il sangue umano sporca quello che viene purificato col sangue. Il sangue di Gesù invece ci fa diventare bianchi, ci fa diventare splendenti. Alleluia. Quel sangue potente ha purificato la nostra vita. Alleluia. Ci ha liberata Grazie, da ogni Gesù. male. Alleluia. Non c'è Grazie, traccia di Gesù. sangue nel nostro splendore. Cristo ha versato il suo sangue per noi e noi abbiamo il dovere di accettare questo amore immenso, questo amore infinito. Grazie, Signore, per questo grande amore che hai avuto nei nostri riguardi. Grazie, Signore, perché tu hai compiuto la tua parola sulla tua carne fisicamente, Signore. Oh, Gesù. Grazie, Signore, perché quei chiodi, Grazie, Signore, li hai Gesù. piantati sulle tue mani. Hai fatto sì che venissero piantati nelle tue Grazie, mani e nei tuoi Gesù. piedi. Grazie, Hanno impedito Gesù. te, Signore, di essere libero in quel momento per dare a noi la libertà. Grazie, Signore, tu Alleluia. sei benedetto Benedetto in eterno, in eterno, Signore. Benedetto. Ti vogliamo ringraziare in questo giorno, perché in questo giorno noi vogliamo ricordare proprio quel momento. Vogliamo ricordare, Signore, quel gesto della croce, il tuo corpo spezzato, il tuo sangue versato. Ti preghiamo, Signore, di stendere la tua mano ancora su questo pane, su questo vino nel nome di Gesù. Vogliamo, Signore, che tu li benedica per noi. Vogliamo che la tua parola divenga qualcosa di miracoloso nella nostra vita. Nel nome di Gesù, fa che questo pane e questo vino
Signore, siano parola di Dio vivente in noi, parole del Dio vivente in noi, Signore. Alleluia. Sappiamo che non vengono Nel nome di trasformati in Gesù. niente, restano panne, restano vino, Signore, ma è qualcosa di simbolico, Signore. Quello che accade nel naturale vogliamo che accada nello spirituale. Il pane e il vino, Signore, nel naturale, falli diventare il tuo corpo e il tuo sangue nella nostra vita spirituale. Benedicilo, Signore, benedicilo per noi.